Credere. E alziamo la voce contro il vento, quel vento che c'è rimasto dentro. E alziamo la testa, non servono parole, Ci basta il coraggio, niente di più. c'è un tempo per pensare a ciò che ci fa bene, metter via l'orgoglio e ritrovarci insieme. Afferra la mia mano, finito il temporale. Più sale le radici, è già risorto il sole. Comunque vada, il tempo non si fermerà, non c'è più spazio adesso per l'infelicità. E forse una lacrima ancora ci sorprenderà, ma poi, ma noi Alziamo la voce contro il vento, quel vento che c'è rimasto dentro. Alziamo la testa, non servono parole, ci basta il coraggio e niente di più. Buonasera, buonasera, ben ritrovati con 20 e 10, questa era solo una piccola parte di Alziamo la voce, lo ricorderete, lo raccontammo anche nei nostri telegiornali, questa canzone per la montagna dopo il terribile flagello della tempesta Vai. Allora questa sera, nel giorno in cui ricorre l'anno esatto, quel 29 di ottobre in cui dopo i giorni di allerta arrivò in tutta la sua furia la tempesta Vaia, raccontiamo anche di quanto il Veneto abbracciò la montagna colpita e non solo ovviamente la montagna, e lo abbracciò non soltanto con la raccolta di fondi, tantissime iniziative, ovviamente la prima, la più importante, è quella del conto corrente aperto alla Regione in quei giorni, che ha raccolto tantissimi soldi, ma poi anche con queste iniziative, queste idee, le canzoni per le popolazioni colpite, peraltro poi a scopo benefico. Allora lo raccontiamo con i protagonisti, non ci fu solo quella canzone, lo scopriremo poi, ce n'è anche un'altra e l'ascolteremo fra poco. Allora, Giampaolo Rossi, buonasera. Buonasera, buonasera. Giampaolo Rossi fa parte del progetto Belluno alza la voce, il progetto che ha dato vita a quella canzone che avete sentito, Alziamo la voce, lo racconteremo fra poco. E poi Mauro Darin Bettina, buonasera. Buonasera. Che è sindaco di Vigo di Cadore e che ha realizzato un'altra canzone, si chiama Gente di montagna, e fra poco la sentiremo. Allora, la prima cosa che vi chiedo, essendo un evento davvero enorme, quello della tempesta Vaia, come tutti questo tipo di eventi, ci si chiede un po' a distanza di tempo dove eravate quel giorno. Allora io lo chiedo intanto a Giampaolo Rossi, dove eri quel giorno? Ma io quel giorno ero a casa, semplicemente perché c'era questa allerta fortissima, lanciata sia dal Presidente della provincia e anche dal sindaco. Io sono vicino a Belluno, quindi seguivo, diciamo, Jacopo Massaro come sindaco di Belluno, quindi c'era questa allerta e quindi ho detto che sto a casa, non mi muovo, non vado da nessuna parte, e finché poi a un certo punto è arrivata questa bomba d'acqua e di vento mista che ha fatto a parte il rumore, che era forse la cosa più... Ecco, essendo tu un tecnico del suono, mi devi spiegare il rumore di quella tempesta. Non so se è spiegabile il rumore di quella tempesta, perché non l'avevo mai sentito e credo che o uno ci si trova in mezzo o non si riesce a sentirlo, perché è proprio una potenza che senti che arriva e non sai da dove arriva, non sai quando finirà e non sai soprattutto quello che sta facendo in giro, perché tu sei a casa, la corrente se ne va a un certo punto, sei al buio e l'unica cosa che senti è tutto quello che hai in terrazzo che inizia a volare via. E quindi in qualche modo cerchi di prendere, uscire ed andare a tenere giù le cose. Cosa si pensa in quei momenti? Si pensa anche ad altri, agli amici, alle altre persone? Sì, assolutamente sì, e io la cosa principale che ho pensato è sta succedendo a noi, perché solitamente si vede sempre in televisione quello che succede agli altri
e quando ti ci trovi in mezzo è molto diversa. Mi raccontavi prima dell'inizio della trasmissione che hai avvertito un amico che stava andando in sala prove. Sì, esatto, quando è uscita l'allerta da parte del presidente della provincia su Facebook, c'avevo un amico che doveva andare a fare delle prove col suo gruppo, e quando ho visto quell'allerta gli ho mandato uno screenshot, gli ho detto: per piacere stai a casa, non ti muovere. All'inizio era un po' titubante, poi dopo un paio d'ore mi ha ringraziato, perché effettivamente era meglio che fosse rimasto a casa, sì. Questa è la voce di un ragazzo, insomma, che abita in queste zone colpite, e poi la voce di uno di quelli che sono stati chiamati gli eroi un po' di quella situazione, i sindaci, gli amministratori, quelli che erano sul campo. Allora, prima di tutto, da sindaco, ovviamente lei era in piena azione quel giorno. Sì, ovviamente come tutti noi sindaci avevamo già delle avvisaglie, erano già giunte delle comunicazioni anche dalla prefettura, dalla protezione civile, quindi c'erano tutti i sintomi perché potesse accadere qualcosa di importante, quindi noi alle 18 di quel lunedì abbiamo fatto, diciamo, il briefing finale per dividerci un po' i compiti con i ragazzi della protezione civile, dividersi i turni anche per rimanere in municipio davanti alle radio, eccetera, con gli operai del comune, insomma tutti i volontari e gli operai abbiamo cominciato a mettere in piedi. Potevamo immaginare che, perché noi venivamo dall'esperienza del 2013-14, quando ci fu quella grandissima nevicata, quindi rimanemmo senza luce anche all'epoca per un bel po' di giorni, la parte alta della provincia specialmente, quindi i generatori di corrente eravamo già pronti, insomma ci siamo preparati, e poi dalle 18 in poi è venuto giù il finimondo che tutti abbiamo visto dopo, insomma. Quindi era in piena azione, protezione civile? Sì, abbiamo aperto il COC, capire. il centro operativo comunale, e da quel momento sei reperibile H24, quindi ovviamente anche noi ci siamo dati da fare per avvisare i cittadini, i parenti, amici in giro. Io avevo mia sorella che lavorava in un centro per anziani, che tornando a casa si è trovata le piante davanti, quindi sono rimasti in piedi tutta la notte in giro con le auto, non si poteva più andare, a un certo punto le strade erano tutte bloccate, non si andava più né di qua né di là, con tutti questi smottamenti, queste frane che scendevano dappertutto, quindi è stato veramente un panico e cose incredibili. Allora, sono i giorni dell'emergenza, poi l'emergenza purtroppo per la montagna continua per giorni e giorni e settimane, e poi nasce in tutto il Veneto ovviamente fin da subito la necessità di fare qualcosa. Oggi Luca Zaia, il governatore Luca Zaia ha ricordato come lo colpì molto il silenzio delle persone che erano lì, la dignità del silenzio, cioè non chiedevano ma volevano subito mettersi a lavorare, però inevitabile scattò la macchina della solidarietà, tantissime iniziative. Dopo le ricordiamo, ricordo ad esempio tra le tante molto simboliche quella del piccolo Achille, lo ricorderete, il bimbo di 5 anni di Mira, che mandò una lettera al sindaco di Roccapietore scrivendo: ti do i 5 euro che ho trovato nel salvadanaio perché possano aiutarti. Fu una storia che commosse un po' tutti. E poi la necessità di fare qualcos'altro. Allora, adesso lo sentiremo anche Giampaolo. Lei è un sindaco ma anche un appassionato di musica, evidentemente, e di canto. E come nasce l'idea di realizzare una canzone per la montagna? Ecco, come diceva lei, passata, diciamo, l'emergenza, periodo di Natale, c'era comunque l'esigenza anche di prendere un po' di fiato e di ripartire in qualche maniera. Io, avendo la passione per la musica fin da ragazzino, insomma, mi diletto, ho cantato nel coro 10 anni, ho fatto un po' di piano bar, insomma la musica ha sempre fatto parte della mia vita. L'avevo abbandonata proprio da quando ho deciso di fare il sindaco, purtroppo quella passione lì è rimasta un attimo da una parte. E una sera nella mia stanza dove faccio le prove, dove ho una tastiera, insomma un po' di strumenti, e mi metto a fare qualcosa, ecco, come nasce una canzone è difficile da spiegare, però insomma ci si mette alla tastiera, lei ha detto io devo scrivere qualcosa per questa gente. E avevo veramente un magone dentro, praticamente questo brano qui è nato in 10 minuti, un brano semplice, niente di particolare, però ha creato a me per primo un'emozione quando me la sono ascoltata. Quindi è proprio una necessità. Allora l'ho fatta sentire al mio amico maestro Nicola Milan di fiducia, proprio una persona, un caro amico che conosco da una vita, gliel'ho fatta sentire, mi fa: ma perché non ci lavoriamo, facciamo qualcosa? E poi ho detto: guarda, io non ho tempo, poi qua siamo presi veramente male.
Però insomma sono riuscito a trovarmi un po' di tempo per armonizzare, arrangiare il brano, molto semplice, e poi da lì avevo altri brani, dai che facciamo ancora qua. Insomma alla fine è venuto fuori un CD, sono venuti fuori 10 brani che parlano di gente di montagna, prende il titolo del brano. Abbiamo fatto il video e poi da lì ecco, poi ci si fa prendere dall'entusiasmo e insomma abbiamo messo in piedi questo progetto concluso pochi giorni fa e ovviamente il CD è il risultato finale di questo lavoro, e approfitterò anche per il gusto di cantare. Della tragedia è tornata la voglia di fare il cantante, insomma, ecco. Quindi se ci saranno delle occasioni, già ci sono state delle occasioni, abbiamo fatto la cena di sindaci sempre per beneficenza a Pedavena ancora a febbraio, e lì già l'avevo cantata quella sera la canzone, e il CD, se chi lo vorrà, insomma, sarà l'occasione anche per riprendere in mano il discorso della beneficenza, e parte dei proventi della vendita del CD andranno sicuramente per beneficenza. Allora sentiamo, anche qui ovviamente non possiamo farvi sentire tutta la canzone perché altrimenti ci mangerebbe tutto il tempo, anche prima ma vi invito a sentirla poi anche su YouTube eventualmente. Gente di montagna, è scritta e realizzata, testo e musica del sindaco di Vigo di Cadore, Mauro Darin Bettina. Un brevissimo estratto, sentite. Siamo noi quelli che vogliono vivere questa terra che ha versato tante lacrime e ogni volta si è rialzata come eroi, testa bassa e poche chiacchiere, siamo noi, gente di montagna che non si arrende mai, non si arrende mai. Allora, questo era un brevissimo estratto, ha colto nel segno quello che diceva anche oggi Zaia, cioè la gente di montagna è così. La pubblicità, torniamo subito con i nostri ospiti e continuiamo a parlare. Rieccoci in diretta. Allora stiamo parlando del Veneto che ha abbracciato la montagna in questi mesi dopo la tempesta Vaia, e nel particolare stiamo parlando delle canzoni per Vaia e per la gente che ha subito la tempesta Vaia. Torniamo a Giampaolo. Allora, come è nato il progetto di Belluno Alza la Voce? Sono una cinquantina di persone, no? Sì, più o meno sono 50, forse qualcosina in più anche. È nato fondamentalmente in realtà tutto da un post su Facebook di un musicista, un chitarrista che è Alessandro Casol, che lui sta a Milano, vive a Milano da un po' di anni, e a un certo punto ha smesso di sentire tutti i suoi amici, perché ovviamente era andato via internet e anche i telefoni non funzionavano più, e quindi è iniziato a preoccuparsi, e quando gli sono iniziate ad arrivare le immagini ha subito pensato che era lontano e non poteva fare niente. La cosa che gli è venuta in mente è: io so fare musica, e quindi proviamo a chiedere a qualcun altro se vuole fare qualcosa con me, e quindi ha lanciato semplicemente una provocazione su Facebook dicendo: facciamo un disco tutti insieme per tirare su dei fondi. E in realtà secondo me lui non si rendeva conto che aveva lanciato una bomba, perché nel giro di poche ore centinaia di commenti gli sono arrivati, e nel giro di 2 giorni siamo riusciti a mettere in piedi praticamente quello che è il gruppo organizzativo di Belluno Alza la Voce, che siamo io, appunto Alessandro Casol, Davide De Faveri, Andrea Albano e Paolo Fornasier. Loro sono 4 musicisti, e a me mi hanno coinvolto per la questione dello studio di registrazione che gestisco presso la Scuola Amici della Musica di Ponte nelle Alpi, e che era lo spazio più idoneo per poter registrare e soprattutto per poter accogliere 50 persone. Capitava anche a voi, come è capitato al sindaco, che questo esperimento è anche una specie di catarsi, cioè è un modo anche per far uscire quello che c'era dentro? Sì, assolutamente sì. Quello che dicevi prima sul fatto del silenzio, no? Che siamo sempre stati abituati a rimboccarci le maniche e a lavorare.
Il motivo poi per cui la canzone si chiama Alziamo la voce in realtà è proprio per contrastare questa cosa, cioè è vero che noi siamo quelli che si tirano sulle maniche, però siamo anche noi delle, chiamiamole vittime, che però vogliono in qualche modo rialzare la testa e andare avanti. E l'unico modo che abbiamo pensato di poter utilizzare è quello di fare quello che sappiamo fare, cioè fare della musica. Quanto avete raccolto? Circa 16.000 euro fino adesso. In realtà sono chiuse le donazioni però. Ok, c'è, mi viene un pensiero, l'idea di fare un anno dopo qualcos'altro? Allora, sì, c'è l'idea di fare qualcos'altro, è un progetto che è già iniziato quest'estate e che vedrà luce credo nell'arco di un mese massimo. Non si tratta di un'altra canzone ovviamente perché sarebbe stato un po' banale, ma l'idea è quella di andare oltre quello che è stato Alziamo la voce e di promuovere il territorio per quello che è e quindi nella sua natura e mischiare la natura con la musica. Quindi sarà un progetto che vedrà dei musicisti singoli all'interno di vari contesti naturali che proporranno brani loro, fondamentalmente. Torniamo al sindaco cantante in questo caso, musicista, autore diciamo. Quanto ci ha messo a scrivere, l'abbiamo detto? Ma questa canzone qui è nata di getto, proprio penso nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, cosa che succede, cioè negli altri brani ci ho messo un po' più tempo per... Dov'era? Si ricorda dov'era quando ha avuto questa... A casa e mi sono venuti in mente delle frasi da mettere giù, sono corso giù nel piccola taverna. Questo mi affascina, no? È una cosa che viene improvvisamente, una specie di onda. Poi a dire il vero io avevo già altri brani che avevo scritto negli anni 90, ma poi per vari motivi sono rimasti lì nel cassetto, li ho ripresi, li ho fatti sentire, erano brani vecchi che andavano un po' ringiovaniti anche dal punto di vista dell'arrangiamento, così. Poi ripeto, la passione, parte tutto da lì, dalla passione. E poi il resto con un po' di impegno e un po' di volontà e le persone giuste, e musicisti giusti, perché io non sono un musicista professionista, certo, cioè, voglio dire, certo. ho studiato sì un po' di fisarmonica, ho fatto un po' di solfeggio da ragazzo, la leggo, la musica la leggo, però per rispetto dei veri musicisti insomma io sono un dilettante, ecco, quindi mi diletto appunto. E l'importante poi la sfida è quella di vedere un po' l'emozione che riesce a trasmettere la musica. Quando l'ha cantata agli altri sindaci, che emozioni ha visto? Infatti li ho visti soddisfatti, li ho visti contenti, emozionati, perché comunque la canzone dava quel messaggio lì, insomma, non di demoralizzarsi, però di tirarsi sulle maniche, come diceva è vero, come diceva Giampaolo, che forse c'è troppo questo luogo comune della gente di montagna che si tira sulle maniche, però voglio dire, quando è il momento di aiutarla bisogna aiutarla, insomma, non è che si può arrangiare da sola. Abbiamo avuto diciamo, una solidarietà pazzesca anche da fuori provincia, quindi tantissimi comuni delle province di Treviso, Venezia, cioè c'è stata una solidarietà pazzesca, però io spezzerei una lancia proprio per la provincia di Belluno, che spesso ci lamentiamo, non c'è mai niente di qua e di là. Io ho scoperto, anche prima di Vaia, insomma, abbiamo parecchi musicisti, c'è un sacco di, veramente tanti giovani che cantano, suonano benissimo, sono bravissimi, alcuni magari si sono già fatti un po' più notare di altri, però voglio dire, rispetto, per essere una provincia di montagna, siamo pochi e diciamo viviamo in un contesto territoriale molto disagiato, si riesce a esprimere, io ho una certa età, insomma, voglio dire, sono ancora giovane, ho ancora qualcosa da dare. Però per un ragazzo di 20 anni noi abbiamo organizzato, io ho proposto alla Proloco, alle associazioni del posto, di fare i venerdì in musica, abbiamo noleggiato un pianoforte, cioè per me la musica deve essere anche uno strumento di promozione del territorio e vedere tuo figlio che invece di stare 2 ore al cellulare, come succede anche nel mio caso, 2 anni di batteria, comunque se gli è fatti un po' di gavetta, vedere questi ragazzi che si impegnano nella musica per stare insieme, per socializzare, quindi per me la musica veramente ti salva la vita da tutti i punti di vista, quindi tutte le occasioni sono buone per portare un po' di anche allegria, anche di emozione, perché la musica non è solo malinconia, è anche gioia, ci sono anche dei brani un po' divertenti in questo CD, insomma non è tutta una lacrima. Bisogna guardare insomma anche oltre, no? Però l'importante è che passi il messaggio che non siamo proprio 4 disperati che vivono in mezzo alle montagne, noi abbiamo tanto da dare e
e lo stiamo dimostrando e loro, specialmente i giovani, lo stanno dimostrando che ci sono delle potenzialità. Però peraltro noi abbiamo un giovane che diciamo, si dice sempre, no, la montagna, i giovani vanno via dalla montagna, che ha scelto di tornare nella montagna dove Sì, è cresciuto. Esatto, di tornare e restare. Un cervello di ritorno, diciamo, perché tu... cervello, non vorrei esagerare, però no, beh, io ho fatto qualche anno a Bologna all'università e lì ho capito che forse la città non faceva per me e che invece in realtà a Belluno si sta bene. Ci sono tante cose da fare, nel senso che andrebbero fatte. È un altro luogo comune quello dei giovani che vanno via, oppure è vero? No, è vero. Purtroppo è vero, e secondo me anche nell'ambito musicale questa cosa si vede un po', nel senso che manca un po' quella, come si dice, l'occasione che può avere un musicista di suonare da qualche parte. A Belluno purtroppo manca, e quindi probabilmente tanti vanno a studiare fuori proprio perché dicono vabbè, almeno suono, però lo faccio da un'altra parte. Vediamo, siamo quasi in chiusura, però volevo chiedervi, vediamo all'oggi, ne abbiamo detto un anno dopo, la montagna è ancora molto ferita in quelle zone, molto è stato fatto, 500 miliardi di cantieri aperti, ricordava oggi il governatore Zaia appunto la situazione che ha fatto a Venezia, il capo della Protezione Civile Nazionale che era presente, insomma ha detto avete fatto un lavoro straordinario, però molto c'è ancora da fare. Vedendo oggi il territorio, insomma, colpito, qual è la sensazione? Per me è strana. A me è capitato fra l'altro un mese fa di andare a fare un giro in montagna per lavoro e ho fatto praticamente 3 ore in mezzo agli alberi caduti nel Lagordino. E fa male anche, perché vedere comunque un territorio così bello completamente distrutto e che non si sa fino a quanto rimarrà là, perché non è che è possibile spostare tutto quanto, almeno per me ancora è parecchio sconfortante vedere quelle scene. Sindaco. Sì, ecco, io approfitto anche del mio ruolo di sindaco, certo, assolutamente. Ancora per qualche mese, diciamo, però ci tengo anche a ringraziare tutta la struttura della regione, dall'assessore Botacin al presidente Zaia e tutte le strutture, tutti i dirigenti tecnici. Adesso non c'è il tempo di ringraziarli tutti, però approfitto dell'occasione perché abbiamo avuto un supporto importantissimo, cioè vitale. Senza l'aiuto dei tecnici della regione e del supporto tecnico, logistico, di strutture che per fare anche le progettazioni, per riuscire ad arrivare alla fatidica data del 30 settembre per poter appaltare certo. dei lavori, perché comunque il Comune di Vigo rispetto ad altri comuni siamo stati anche fortunati, però qualche milione di euro dei danni li abbiamo subito anche noi, e senza una struttura che la Regione ci ha messo a disposizione non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. E approfitto per dire anche che c'è lavoro per i prossimi decenni e che i cittadini si mettano pure il cuore in pace, che anzi, se vogliono dare una mano, nel senso c'è lavoro, ce n'è per tutti per i prossimi decenni, da tutti i punti di vista, dal punto di vista dell'amministrazione, delle associazioni, quindi cerchiamo appunto di essere seri e lasciare a parte le polemiche e cominciare a ragionare che c'è un futuro che ci aspetta e non possiamo più permetterci un segnale forte quello che ci ha dato Vaia, insomma. È un segnale forte. Allora io saluto e ringrazio tantissimo Giampaolo Rossi, grazie per essere stato con noi. Allora, un nuovo progetto fra qualche mese, sì. Musica e riscoperta del territorio. Un CD in uscita, eccolo qua, Gente di Montagna, del sindaco Mauro da Rimbettina, che io sono disponibile, mi rendo disponibile per certo, tutto quanto serate. Anche ovviamente, perché la musica è vita, la musica è rinascita. Grazie per averci seguito, grazie ai nostri ospiti e arrivederci.